chiama Riccardo, ha 46 anni, viene da Marsala ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Riccardo. Ciao Alberto. Allora Riccardo, da quanto tempo è che sei single? Io è da 4 anni che sono single. Da 4 anni. Devo spiegare un po' la situation mia. No, non c'è bisogno, a noi interessa solo da quanto tempo che tu non stai con una donna. Per l'esattezza è da 4 anni che sono single. Completamente. 4 anni fa tu stavi con qualcuno? Sì. È stata una storia passeggera oppure c'era qualcosa di... Ero sposato e ho avuto 3 figli con questa persona e purtroppo ho dedicato 13 anni della mia vita a una persona sbagliata. E purtroppo che ben venga in questi momenti una separazione. Purtroppo nella vita succede anche questo. Esatto. L'importante è uno che ha forza di riprendersi, forza di andare avanti e di crearsi magari una nuova vita. Sì, mi sto prodigando e mi prodigherò per arrivarci. Va bene Riccardo, dimmi una cosa, tu sei marsalese proprio? Io sono nato, non sono marsalese, anche se la amo come se fosse la mia città. Sono nato negli Stati Uniti, nello stato del Massachusetts, esattamente 30 km da Boston. Viene chiamata questo paese Gloucester. Esatto. Da piccolo stesso ti sei trasferito a Marsala? Sì, mio padre dicendo si è voluto, entrando in pensione, si è voluto trasferire nella terra natia del padre, sì. E dicendo sempre che era per lui la terra più bella del mondo, Marsala. Adesso stai a Marsala, lavori a Marsala. Lavoro grazie a Dio a Marsala. La tua vita la conduci qui a Marsala. Esatto. E giustamente l'anima gemella la cerchi qua a Marsala. Esatto. E spero... Dico, se dovesse venire qualche donna magari che sia di qualche altra località, l'accetti lo stesso? No, l'accetto lo stesso sinceramente. Dico, preferisco che sia più vicino possibile, certo, per facilitare la conoscenza. Va bene Riccardo, parlaci un po' di te, che tipo sei? Io ti vedo come una brava persona, sinceramente. Ti ringrazio Alberto, io sono una persona molto leale, dico sempre, un uomo ha bisogno sempre di trasmettere, di avere affetto e di riceverlo, certo. Sinceramente ne ho bisogno di tanto affetto. Perché hai sofferto molto? Perché ho sofferto molto, insomma ho superato molte difficoltà e quello che mi dà dell'ottimismo è proprio la voglia di conoscere qualcuno, certo, e che mi aiuta a combattere la solitudine per combattere la solitudine soprattutto. Certo. Tu non fumi, credo? Grazie a Dio non fumo, non bevo. Non bevi? Non bevo, solo purtroppo non posso nasconderlo, amo la culinaria, insomma. Anche perché mangiare fa sentire bene la persona. Sinceramente quando c'è l'amore si riesce pure a farne a meno, certo, a certi vizietti che subentrano quando manca nel momento in cui troverai la tua anima gemella farai un po' di dieta, sì, e ritornerai lì. Mi impegnerò senz'altro, scalerò pure le montagne per fare con te. Parliamo di quest'anima gemella, di questa donna che noi andiamo cercando. Partiamo dall'età, tu hai 46 anni, quindi questa donna da che età deve partire per andare a finire un massimo? Io spero di non essere molto esigente, ma da 25-50 anni, che sinceramente cioè, la bellezza non è tutto, certo. Ovviamente l'importante è il carattere. Esatto, l'importante è il carattere. Che se la passi bene con te, che ti tratti bene soprattutto. Esatto, soprattutto. Va bene, hai particolarità per quanto riguarda aspetto fisico? Sinceramente non vorrei qualcuno che si adegua al mio, che sia guardabile, che sia guardabile, perché le cose non hai delle preferenze assurde, però l'importante non voglio una miss, esatto, insomma, però qualche cosa che mi deve piacere alla mia vista. Perfetto.
Poi diciamo che Qua a Marsala ti conoscono tutti, sei l'amico degli amici. sono amico degli amici, veramente, insomma sono conosciuto come l'uomo del vetro, Certo. infatti perché Perché prendi la differenziata? quindi- perché faccio la differenziata e cerco di persuadere le persone Certo. a farla nel migliore modo possibile, visto che sono queste le regole della comunità europea, diciamo, e mondiale, insomma. Va bene. Amiche telespettatrici, sto parlando io con donne che partono dai 25 e arrivano massimo a 50 anni. Riccardo è qui, è una brava persona, un bravo ragazzo, ha 46 anni, sta a Marsala e sta cercando la sua donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video. Riccardo è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Riccardo, in questo momento ci sono queste donne dai 25 ai 50 che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Spero che mi contatterete al più presto, il prima possibile, perché sto aspettando con ansia e spero che veramente di rendere qualcuno felice e nient'altro. Vi mando un grosso ciao da un futuro mio e vostro, se verrà, se Certo. capiterà, Si spera. si spera. Per cui, amiche telespettatrici, chiamate Riccardo perché sta aspettando, vuole ritrovare l'amore. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Riccardo ciao ciao. da Marsala.